Sesta corsa è il centrale di oggi dedicato a Gigi Andreini. Una bellissima corsa, sono in 7 al via, 1 Drimoco Tommaso Gambino, 2 Boccadamo Antonio Di Nardo, 3 Una Bella Gara Antonio Greppi, 4 Anastasia Trio Marco Stefani, 5 Attenti al Lupo Vincenzo Piscoglio, 6 Verdon VF Alessandro Gocciadoro, seconda fila 7 Zefiro Dete, Maurizio Cheli. Vediamo che è rimasta tardata Anastasia Trio, fuori corsa. Veloce, Una Bella Gar che scavalca Trimoco, all'esterno Verdon VF che andrà probabilmente a chiedere strada. E lo ottiene, quindi tatticamente la corsa prende una piega precisa con Verdon VF davanti a Una Bella Gar, Trimoco che Tommaso Gambino accenna subito a spostare al largo, intanto 200 metri in 14,2. Avanza subito il Sauro, che però non avrà percorso semplice con Verdon VF al comando. In terza posizione Zefiro Dete, poi vediamo Attenti al Lupo, quarto alla corda e Boccadamo di fuori. Intanto 400 in 29 secco con Verdon VF che la mette sul ritmo. Trimoco se la deve fare di fuori scoperta, Una Bella Gara in un'ottima seconda posizione alla corda davanti a Zefiro Dete, 600 metri in 44 scarsi. Siamo al passaggio da fronte alle tribune con Alessandro Gocciadoro in controllo, col castrone da Raja Mirchi, di fuori Drimoco seguito da Boccadamo, poi lungo la corda sempre Una Bella Gara, Zefiro Dete e Attenti al Lupo, 58,3 il primo giro. Ritmo veramente notevole da parte di Verdon VF, Drimoco e comunque ancora all'esterno a fianco di Una Bella Gara, chilometro in 1,12,8 dopo la curva passata in 14,5. Siamo sulla retta di là, sembra ancora in controllo Alessandro Gocciadoro, ci prova Drimoco mentre avanza in terza ruota Boccadamo, 3 cavalli a ventaglio, 400 metri dalla fine, 14 secco la retta di là con Verdon VF in vantaggio. Una Bella Gara ancora tonica, seconda alla corda, si butta di galoppo Boccadamo, mentre ancora tonico stoicamente Drimoco all'esterno, Zefiro Dete in quarta posizione, ultima curva passata in 14 secco, retta d'arrivo, Verdon VF in vantaggio, attaccato di dentro da Una Bella Gara, di fuori ancora anche Drimoco, ultimi 50 metri, ci prova Una Bella Gara ma Verdon VF riesce a difendersi dalla femmina, mentre Drimoco è attaccato all'interno da Zefiro Dete, 1,12 secco la media al chilometro, 56,9 l'ultimo giro per Verdon VF che ha dovuto stringere i denti alla fine perché Antonio Greppi ci ha provato con Una Bella Gara, avvicina sensibilmente il maschio ma rimane a un collo da Verdon VF. Buon terzo Drimoco, tutto a rinfaccia, riesce ancora a respingere Zefiro Dete per la terza moneta. E quindi vittoria per Verdon VF al doppio in giornata per Alessandro Gocciadoro.